Ragazzi carissimi, buongiorno, sono le 15 e oggi sono tornato al Monte Zebio, però oggi voglio fare un percorso alternativo rispetto all'altra volta e salgo dalla Val Giardini verso nord-ovest, diciamo. Intanto una prima panoramica dal basso, tanto per cominciare bene. Due parole intanto sul percorso di oggi. La partenza dall'auto sarà sui 1100 metri, così l'arrivo sui 1700, quindi un 600 metri di dislivello positivo male non fanno. Ma tra l'altro oggi ho preso questa maglietta qua alla Decathlon, quindi è la prima volta che la porto. Voglio vedere se mi manterrà un po' più asciutto perché sudo parecchio andando a camminare, quindi se è una maglietta traspirante ben venga. Tra 20 minuti previsto l'arrivo al Pultareche, con prima visuale dell'altopiano. Una delle salite più ripide fatte finora. Danni, penso del temporale di ieri sera. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into love. Qui nel frattempo è andato tutto in malora. Invece qui entriamo nel limite del bosco. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand. Ragazzi, una cosa non vi ho mai detto finora, e anche oggi ho trovato alcuni bivi un po' insidiosi non segnalati da cartellonistica. In tal caso seguite lo stemma bianco-rosso qui che è rappresentativo del percorso in caso di assenza di cartellonistica. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Ha fatto un macello qua a Valle, ragazzi, e lo intuisco guardando la direzione degli alberi, che è tutta disposta da sud-est a nord-ovest, classico sintomo del vento di quella perturbazione del 2018. Sono giunto a una tappa del museo di guerra dello Zebio.
Savannah. We'll never be alone, Savannah. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. Laggiù Margasebio e la montagna sopra è la mia meta dell'altra volta, che non è Montesebio. Infatti ho sbagliato a scrivere così nel video precedente. Intanto ho voluto provare ad andare over the top, ben oltre la tappa che mi ero prefissato, perché avevo visto un bel paesaggio verso nord, ma purtroppo andando avanti il paesaggio si è chiuso di abeti e non ho il tempo di andare oltre, quindi vabbè, pazienza. Torno indietro perché salendo parecchio così sopra il Monte Sebio sarò a, non dico 1800, ma comunque poco ci manca. Aspettate ragazzi, ho trovato forse un sentiero un attimino alternativo per farvi vedere quello che intendevo. Ed ecco a voi quello che intendevo. Le montagne in fondo alla saranno dai 2000 in su, saranno Verena, Portule, penso a occhio così. E tra l'altro adesso al ritorno devo anche provare la bomba proteica presa
al Tosano. Sono curioso di provarla, anche se sarà calda come non so cosa. Guardate che panorama verso l'altopiano. Via ragazzi, velocissimi. Via, 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 via. Ragazzi, sono le 18:30. Guardate che scuro che è già in mezzo al bosco. E dall'immagine sembra più chiaro, credetemi. E comunque, drammatizzando un po', adesso vi lancio una chicca qui per pochi, adesso esagerando proprio, è leggermente inquietante, sembra di essere nel bosco di The Blair Witch Project. Non so se qualcuno ha visto il film, l'ho girato con pochi soldi, ecco, sembra di essere uno dei 3 personaggi che sono persi nel bosco. E per fortuna che qui non ci sono i voodoo appesi alle piante. Ancora 30 minuti di cammino prima di arrivare all'auto. Ecco qua, fuori dal limite del bosco, c'è una nuvola di moscerini. E qui il baito abbandonato. E giù l'altopiano di Asiago, la conca dell'altopiano di Asiago. Addirittura un alone solare oggi, che spettacolo, che fortuna vederlo. Ok, io ammetto che tornare in mezzo alla civiltà non è che sia proprio la roba migliore del mondo, però quando lo fai con una visuale così diventa tutto più dolce. Guardate che bellezza. Tra Asiago e Galio. No, Galio non si vede ancora. E lassù sul fondo Cima Ecar. Ultimo rettilineo. Facendo una roba iridescente stasera ragazzi, uno spettacolo.
Oh, eccomi qua, arrivato alla macchina, adesso guardiamo insieme le statistiche e dopo vi saluto. Allora, guardiamo il mio programma preferito Rai Live. Allora, ho stoppato dopo 14 km e 4 ore e 25 con tanto di riprese, ammirazione del paesaggio. Penso che questo paesaggio possa essere la degna fine e ragazzi, io vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto, adesso torno a casa che ho un po' di fame. Statemi bene. Stupenda questa luce che mi fa sembrare bianco cadaverico. Il video assaggio del Loft Energy Drink preso al Tosano. Mamma mia, la Red Bull è ancora più dolce. Brr.